Un'accusa pesante che aggrava la posizione di papà Sirio, l'uomo 45 anni che ha dimenticato la piccola Agnese in auto per quasi 6 ore, ora dovrà rispondere di abbandono di minore, un reato che prevede una pena più alta rispetto all'omicidio colposo come era stato ipotizzato in un primo momento, 5 anni contro 8 per quanto riguarda il massimo della pena applicabile. L'avvocato dell'uomo Giorgio Pietramala. Ci sarà da discutere, insomma, se è questa fattispecie oppure l'omicidio colposo. Io sosterrò che si tratta di omicidio colposo, non di abbandono. Intanto è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo della piccola morta nell'auto arroventata dal sole nel parcheggio della Lode San Marcon. Il perito si è preso 60 giorni e poi depositerà la relazione. Quel terribile giorno il papà doveva portare la piccola all'asilo, ma nella struttura non è mai passato. Ha tirato dritto fino alla sua azienda dove ha parcheggiato l'auto, lasciando senza volerlo la figlia in auto. Momenti di blackout vengono chiamati, ma saranno le indagini e la giustizia a dover stabilire perché sia accaduto. Il dolore e la disperazione dei genitori di Agnese è infinita, impossibile anche solo pensare, cercare di capire, ma soprattutto accettare la tragedia. Io conto di chiuderla il più breve possibile con gli istituti giuridici adeguati, chiudere la vicenda al più presto possibile, insomma. Adesso sto preparando una memoria, vedremo a settembre di cosa succede. Ora la procura dovrà concedere il nulla osta per poter dare l'ultimo saluto alla piccola Agnese, dove l'intera comunità di Mogliano Veneto si stringerà alla famiglia.